Siamo in compagnia di Annalisa Signoriello, è arrivata la terza vittoria in campionato per la Virtus Ciampino, la seconda negli ultimi minuti di gioco. Sì, è stata una partita molto sofferta, non abbiamo mollato e abbiamo sempre mantenuto palla, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. La Briciola è stata un'ottima squadra e una squadra con molta esperienza. Noi fortunatamente siamo molto giovani, dobbiamo crescere ancora molto, ma siamo sulla buona strada.
se continuiamo così possiamo fare veramente tanto. Senti, hai realizzato un gol fantastico, ci hai mai provato a fare un gol del genere da quella distanza? Beh, diciamo che il tiro non mi manca, quando prendo bene il pallone ogni tanto mi escono queste cose. Hai una dedica in particolare? E dedico il gol a mio padre che era qui fuori, era un po' che non veniva a vedermi e sono felicissima per questo. Siamo in compagnia di Natascia Bucchi, è arrivata questa sconfitta a Ciampino, ma che grande prestazione. Sì, è stata una bellissima partita, giocata tatticamente bene da entrambe le squadre, peccato il rigore all'ultimo che dite voi c'era, questione di punti di vista. Diciamo che l'arbitraggio secondo me non è stato all'altezza della situazione, però è andata così. Senti, 2 volte in vantaggio e 2 volte state rimontati, però quanto ci avete creduto? Ci credevamo, sì, sul 2-1 subito dopo che ho fatto il secondo gol l'abbiamo ripreso subito, è stata una mazzata, però sono contenta per la prestazione nonostante la sconfitta. Secondo me andremo lontano così.